Un programma che si rispetti deve tener conto di tanti fattori. Noi vorremmo parlare adesso di pari opportunità e soprattutto meritocrazia. Credo che sia la base del nuovo futuro. Non riuscire a capire che puntare sulle persone giuste, dare l'opportunità di mettersi in mostra e riconoscere quelli che sono i meriti che ognuno ha, sia nel campo tecnico che nella sua attività lavorativa, sia essenziale, perché questo significa anche dare una prospettiva di crescita e di futuro a chi si mette in gioco. Non è possibile continuare a andare avanti per conoscenze e per essere amico degli amici. Credo che la cosa importante sia riconoscere l'effettivo valore di ciascuna persona per quella che è la sua capacità che mette a disposizione della nostra Fitargo del futuro.